Buonasera, sono il presidente della Proloco di Samugheo. Quest'anno festeggiamo i 60 anni di attività e per questa occasione abbiamo voluto fare un libro sul vestiario tradizionale di Samugheo intitolato Bragas e Quintas. Questo libro è stato organizzato dalla Proloco e specialmente dai ragazzi del gruppo folk. È stato fatto con i finanziamenti del Comune di Samugheo e della Fondazione del Banco di Sardegna. Questo opuscolo, verrà dato a tutte le famiglie di Samugheo gratuitamente per un ricordo dell'attività, sempre della Proloco, che è stata lungimirante per tanti anni. E la Proloco era nata nel 1954 per un'iniziativa dell'avvocato Emanuele Cao, che poi subito dopo si era aggregato anche il gruppo folk. E da questo binomio, poi la Proloco con il gruppo folk siamo usciti in tutto il mondo. Abbiamo portato tutti gli usi, costumi e tradizioni di Samugheo per tutto il mondo e con tutte le attività di Samugheo, con i tessuti, con l'agroalimentare e via dicendo. Abbiamo girato il mondo, non vado ad elencarlo perché abbiamo girato quasi tutto. Dove si trova il libro? Però il libro si trova al Museo regionale dell'arte tessile a Samugheo e verrà consegnato sia a tutte le famiglie che anche ai visitatori che lo vorranno comprare.